delle funzioni con gli effettuari che oggi si trovano. È un argomento che abbiamo ovviamente toccato e che comunque è rimandato nel momento dell'adozione del PUAN, che è un gruppo istitutivo che poi andrà ad attivare la cosa. Però credo che più di me possa il dottor Macchione, se ha la voglia di fare un intervento, magari se si avvicina al banco, le diamo la parola un attimo. Chiedo scusa Presidente se ho svolto le funzioni di Presidente, ma credo che più autorevole di lui da dire quali sono stati i momenti di discussione che abbiamo fatto in questo tempo. Dottor Macchione, buonasera a tutti. Una premessa per cui siamo diventati pazzi. Uno dice: ma perché lo fate? Qui valenza sociale. Io quando sono arrivato a Cacorniani nel 2014 sono rimasto, diciamo, sconvolto sia dalla storia di Cacorniani che della vastità di Cacorniani e dalla valenza sociale che ha avuto Cacorniani nella storia del territorio. Cacorniani ci fu la prima scuola, prima di Carole, il primo asilo, il primo ufficio postale, ci abitavano tra le 2500 e le 3000 persone. Nel 1851 è stata fatta la prima bonifica della storia, bonifica privata della storia Italia. Sappiate che Generali nasce nel 1831 e Cacorniani 1851, per cui è la prima azienda agricola del gruppo Generali ed è tuttora la più grande delle 25 aziende di Gena Agricola, che ha circa 14.000 ettari. La volontà di fare questo rilancio di Cacorniani risponde a tre principi fondativi con cui stiamo rilanciando Gena Agricola, che sono la sicurezza sul lavoro, sociale e la sostenibilità. Su questi tre assi tutta la strategia di Gena Agricola si sta muovendo in ogni ambito, sia dal punto di vista della viticoltura, sia nell'ambito del cerealicolo che degli allevamenti. E ritorno alla domanda, la volontà sarebbe non di avere 80 persone che vivono a Cacorniani, la nostra volontà sarebbe ritornare a 2500 persone, però il tempo non è più quello, perché il mondo agricolo è cambiato, ma abbiamo un grosso futuro, secondo me, come mondo agricolo italiano davanti a noi, che è quello della multifunzionalità. L'avete visto nel progetto, coniugare turismo e agricoltura è un asse, ma non solo quello, il mestiere dell'agricoltura sta cambiando velocissimamente. Noi stiamo parlando di droni. A livello di sostenibilità, ho sentito prima il primo elemento su gli elementi con cui si coltiva i campi. Oggi noi usiamo i droni e fotografiamo dal punto di vista satellitare e abbiamo dei dosaggi montati sui nostri trattori che dosano zolla per zolla in funzione della tecnologia del terreno. Questo offrirà e sta offrendo anche nuovi mestieri. Quindi il sogno nostro di Cacorniani è le 80 persone che ci abitano adesso hanno mediamente dai 78-82 anni e rimarranno tranquillamente lì. Addirittura stiamo cercando di sistemare le case, perché spesso e volentieri l'abbandono, come diceva l'ingegner Trigo, noi abbiamo oggi più di 80 casali abbandonati. Abbandonati vuol dire che sono o crollati il tetto o addirittura che negli anni 50 c'era stato messo l'amianto sopra. La volontà di togliere l'amianto e di mettere il tetto d'oro da parte dei garutti è che così facciamo un'attività sia estetica ma sociale, togliendo l'amianto. Quindi questo è il progetto complessivo, quindi la volontà è quello di far riportare anche i giovani nell'agricoltura. Oggi stiamo facendo tutto un progetto sui giovani in agricoltura e i giovani che verranno a Cacorniani vivranno là. Ovviamente tutto questo per step, perché avete visto quali sono i soldi in ballo
io sono agricola, non sono generali, cioè del 100% sono generali, ma non abbiamo, essendo agricoltori al 100% il portafoglio delle grandi aziende assicurative, dobbiamo fare conti con il nostro, ed è qui la sostenibilità, con il nostro bilancio. Quindi è un progetto che parte oggi ma avrà tanti step futuri. Grazie dottor Marchione. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Possiamo passare alle votazioni. A questo punto per dichiarazione di voto, nel senso che confortati dall'importanza di questo progetto, dall'attenzione che viene rivolta ad un aspetto che per noi è molto caro, cioè quello di diluire sul territorio un'economia che tende a concentrarsi sul litorale, confortati soprattutto dalle parole del sindaco, che poi ci offre ampie assicurazioni sul fatto che esista una fideiussione e che quindi siamo in totale copertura, nel senso che dal punto di vista manutentivo abbiamo ascoltato quello che è stato spiegato e c'è anche una copertura assicurativa, sicuramente il nostro non può che essere un voto favorevole. Grazie. Grazie al dottor Mignolo, capogruppo. Sì, grazie Presidente. Anche per noi è importante questo progetto, abbiamo valutato all'interno del nostro gruppo e daremo un voto favorevole. Grazie. La ringrazio, quindi passiamo alle votazioni. Voti favorevoli, unanimità, quindi voti contrari, nessuno è astenuto. Grazie, passiamo al terzo punto all'ordine. Scusate, votiamo anche l'immediata eseguibilità, quindi voti favorevoli, quindi unanimità, quindi voti contrari e astenuti non ci sono. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali delle sedute precedenti. Mi riferisco alle sedute del 16 febbraio, 13 marzo e 19 aprile 2018. Ci sono degli interventi? Nessun intervento, quindi facciamo un'unica votazione per tutte e tre le sedute, voti favorevoli. Unanimità anche qua, quindi non ci sono né voti astenuti né nemmeno contrari. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, surroga di un componente del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale della Moschetta. Ci sono, do la parola al signor Sindaco. Grazie Presidente. Vista la propria deliberazione numero 13 del 24 marzo 2011, con la quale si è decisa la trasformazione dell'istituzione Casa di Riposo di Moschetta in azienda speciale, visto l'articolo 56,4 dello Statuto Comunale, che prevede espressamente il Presidente e il Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con distinte deliberazioni di seduta pubblica a maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche dette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, visto l'articolo 10 dello Statuto dell'azienda speciale Casa di Riposo di Moschetta, approvato con la citata deliberazione consiliare numero 13 del 2011 e successive di modifica 60 del 2012, 67 del 2016, 92 del 2016, che dispone: l'azienda speciale è amministrata dal Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da 4 membri scelti al di fuori del Consiglio Comunale, fra coloro che possiedono i requisiti per l'elezione del consigliere comunale. La nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente compete al Consiglio Comunale secondo i criteri previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale del presente Statuto. L'elezione dei consiglieri di amministrazione dell'azienda speciale, a esclusione del Presidente, viene effettuata a maggioranza con il sistema del voto segreto, mediante l'indicazione da parte di ciascun consigliere comunale di un solo nominativo. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età. Nel Consiglio di amministrazione deve essere rappresentata la minoranza consiliare.
A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante designato dalle minoranze, sarà chiamato a far parte, in sostituzione dell'ultimo eletto in rappresentanza della maggioranza, il rappresentante designato dalle minoranze che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Visto l'articolo 15 dello Statuto dell'Azienda Speciale Case di Sposo Moschetta, che dispone alle surrogazioni di componenti, il Consiglio di amministrazione, cessati dalla carica, provvede il Consiglio Comunale non appena si siano verificate le vacanze. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale le vacanze stesse entro 10 giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza. Coloro che surrogano i consiglieri di amministrazione cessati anzitempo dall'incarico esercitano le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Vista la propria deliberazione numero 40 del 4 luglio 2016, con la quale sono stati nominati i signori Laura Brechesi e Giovanni Gallo quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale del Moschetta, vista la propria deliberazione numero 6 del 26 gennaio 2017, con la quale, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 10 dello Statuto dell'Azienda, con la sopracitata deliberazione consigliare 92-2016, che hanno previsto tra l'altro l'incremento del numero di membri del Consiglio di amministrazione dell'azienda stessa da 2 a 4, sono stati eletti quali 2 nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda i signori Carlo Franzo e Alvise Benvenuti. Dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 17 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, preso atto delle dimissioni del signor Alvise Benvenuti da consigliere di amministrazione dell'azienda speciale Don Moschetta in data 2 maggio 2018, protocollo numero 681, di cui do lettura, indirizzata al Presidente, gentile Giovanni Carrer, con grande rammarico rassegna le dimissioni del Consiglio di amministrazione di Azienda Speciale del Moschetta con effetto immediato. Sono felice di aver avuto l'opportunità di lavorare nel Consiglio di amministrazione di questa incredibile organizzazione negli ultimi 13 mesi, a cui auguro un futuro prospero e di continuo successo. Cordiali saluti, la nota del 2 maggio e il Presidente l'ha trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio il 3 maggio 2018. Ritenuto necessario provvedere pertanto alla surroga del signor Benvenuti in qualità di componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Speciale di Moschetta, riferibile al gruppo in maggioranza, chiedo al Presidente del Consiglio di dare la parola ai capigruppo per le rispettive designazioni e permettere al scrutinio segreto la votazione. Grazie signor Sindaco, quindi chiedo ai capigruppo le designazioni, capogruppo Ferraro. Sì, grazie Presidente. Una premessa, abbiamo già chiesto in data, quando c'è stata la variazione nel 2017, la possibilità di essere rappresentati in maniera più equa all'interno del Consiglio di amministrazione. È vero che la minoranza è rappresentata, ma credo anche che con 4 consiglieri più il Presidente ci sia bisogno di una distribuzione più equa rispetto a prima. La nostra proposta è Marco Urso, una persona Presidente d'Aido di Caorle, persona attenta, partecipata, presente nella nostra vita politica, sociale e di volontariato. Grazie. Prego, capogruppo Ferraro, ci sono altre designazioni? Capogruppo Mionno. Grazie Presidente, sì, anch'io mi unisco all'appello del capogruppo Ferraro, nel senso che siamo già più volte tornati su questo argomento, ovvero sulla necessità che un'azienda così carica di responsabilità, nel senso che è un'azienda che per oggi ha il peso, direi, di un ulteriore assessorato quasi, pur spogliandosi della valenza politica, ma chiaramente è un'azienda complessa da gestire. E quindi anch'io mi unisco a quanto richiesto dal capogruppo Ferraro nel sostenere l'opportunità di avere una più ampia rappresentatività all'interno della compagine consigliare da parte delle minoranze. Questo non tanto per, come dire, esercitare un ruolo, diciamo, di rivendicazione politica, non è assolutamente questo, quanto per
per dare in maniera costruttiva un contributo maggiore ai lavori svolti all'interno del Consiglio. Per questa ragione noi proponevamo Sara Twist e il suo profilo che noi apprezziamo, la sua capacità di porsi sempre a dialogo e per la sua esperienza anche in campo appunto delle associazioni. Grazie. Grazie, capogruppo Mionno, capogruppo Massaro. Grazie signor Presidente, per questa istituto di sindaco noi proponiamo il nome di Elena Martino. Grazie. Grazie. Chiedo scusa, Elena Martino. Grazie, capogruppo Massaro. Prego gli scrutatori passare per raccogliere le risulta l'esito della votazione, dato 12 preferenze a Elena Martino, 3 alla Sara Twis e 2 a Marco Busciottini. Risulta eletto la signora Elena Martino. Votiamo la immediata eseguibilità della surroga. Voti favorevoli, voti contrari, 4, assente il consigliere interno. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno, variazione numero 2 del bilancio di previsione 2018-2020 di competenza dell'organo consigliare. Do la parola all'assessore Barbaro. Preso atto di quanto relazionato dall'assessore di reparto in merito alla necessità di procedere a una lettura di bilancio per le seguenti principali esigenze: integrazione degli stanziamenti destinati all'intervento di manutenzione straordinaria dello stadio comunale e annessi impianti del plesso, tenuto conto del valore risultante dal progetto tecnico per euro 250.000, tramite ulteriore applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione come risultante la rendiconto dell'esercizio 2017 approvato con la deliberazione numero 21 in data 19/04/2018. Rifinanziamento degli stanziamenti destinati alla realizzazione del monumento ai caduti, euro 25.000, e interventi di manutenzione
parimenti tramite l'applicazione di avanzo di amministrazione. Previsione di stanziamenti in entrata e in spesa destinati alle assunzioni di agenti di polizia locale dedicati alle azioni di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale per complessivi euro 30.000 finanziati con contributo da soggetti privati. Incremento di spesa nell'ambito del settore servizi alla persona per complessivi euro 75.035 finanziati per euro 15.035 tramite trasferimenti e per 60.000 tramite ritorno di fondi. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 10 del 16/02/2018 relativa all'applicazione del bilancio di previsione del 18/2020. Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale numero 38 del 16/02/2018 con la quale è stato approvato il PEC per il medesimo periodo. Dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione giudiziaria in data 17/05/2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visto l'allegato parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione in data 15/05/2018 per l'organismo di revisione economico-finanziaria previsto ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2020, visti i pareri di irregolarità tecniche e contabili espressi ai sensi dell'articolo 147 bis e dal decreto legislativo 267/2000 e dall'articolo 3 del regolamento dei controlli interni in merito alla presente deliberazione, proposta di deliberazione per quanto espresso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare. Di approvare e di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni descritte in premessa come riassunte nel prospetto costituente allegato numero 1, di dare atto che in conseguenza della presente variazione del bilancio devono ritenersi aggiornati i contenuti del documento unico di programmazione 2018-2020 e correlato programma triennale dei lavori pubblici, di dare atto in particolare che anche dopo la presente variazione garantito il rispetto del principio di pareggio del bilancio aggiornato per l'esercizio 2018 nella somma di euro 38.841.787,64 a netto delle anticipazioni di tesoro del via e delle partite di giro. Di approvare i contenuti del prospetto per la dimostrazione del rispetto degli equilibri di bilancio costituiti allegato numero 2, di approvare lo schema riassuntivo da inviare alla tesoreria allegato numero 3, di dare atto che è stato eseguito il parere dell'organo di revisione allegato numero 4. Grazie Assessore Barbaro, ci sono delle osservazioni? Capogruppo Ferraro e altre comunità. Grazie Presidente. Assessore, una delucidazione. Perché sono stati necessari altri 250.000 euro per lo stadio? Cioè, si riferisce alla pista, alla terza corsia e contestualmente chiederei anche in commissione abbiamo avuto la possibilità di chiedere per quanto riguarda i 75.000 euro da destinare a turismo, servizi su ecco. Volevo sapere se c'era linea di massima una definizione di quelli che sono gli interventi previsti, insomma, con questa cifra di 75.000. C'è stato detto dal dottor Nobile che una parte era per il turismo, una parte è relativa alla cultura, una parte ai servizi sociali. Grazie. Assessore Barbaro, se vuole rispondere. 75.000, per i 75.000, questo è un atto di programmazione finanziaria. Una volta che facciamo il PEC, poi vengono distribuiti secondo le esigenze del settore e eventualmente dei fisico competenti. Quindi ci sono vari, non è detto che siano utilizzati specificatamente per quello che è stato spostato. Anche perché non sono 75 ma sono 60.000. E quindi si sono finanziati dalla autorità. Comunque sempre destinati. Sì, proprio sono catalogati già per minori, sono in ricordo per servizi minori, non riconosciuti. Grazie Assessore Barbaro. E poi la parola all'Assessore Boato che deve rispondere. Sì, buonasera. Praticamente i 250.000 euro in più derivano dal fatto che inizialmente era stata una valutazione da parte dello studio di riferimento sul progetto
siamo andati a realizzare e ovviamente erano di un progetto preliminare, chiamiamolo, cioè un progetto basandosi su delle situazioni che ci hanno portato per l'allargamento della pista, per lo spostamento di alcune strutture all'interno dello stadio, ma anche al miglioramento della zona spogliatoi che hanno avuto un cambio, una lievitazione da parte dei costi e quindi abbiamo dovuto in questo momento attingere delle risorse extra da quelle che erano state stabilite precedentemente. Non aggiunte, cioè una sottostima iniziale? No, è stata fatta una stima iniziale e poi è stata con le migliorie e le cose che sono state fatte necessitavano di questo intervento per portare alla produzione della regione. Va bene, grazie, Assessore. Grazie Assessore Marco. Ci sono altri interventi? Sull'intervento passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Nessuno. Votiamo la immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti? Nessuno. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Variante parziale numero 9, piano degli interventi vigenti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, modifiche parziali all'articolo 12 dell'NTA del piano particolarizzato degli arenili, approvazione. Do la parola al signor Sindaco per la illustrazione. Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 31 marzo 2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato recepito il parere favorevole della Regione Veneto e approvato definitivamente il piano particolarizzato degli arenili adottato con deliberazione consigliare numero 89 del 28 dicembre 2005. Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 27 febbraio 2012 è stata approvata una variante parziale del piano regolatore vigente di modifica parziale agli articoli 12 e 21 delle norme tecniche di attuazione del piano particolarizzato degli arenili, con la quale sono stati prorogati di 6 anni i termini di attuazione del piano, riportati all'articolo 12, nonché i termini per la sostituzione delle strutture esistenti previste all'articolo 21,3 lettere A e B, ove vennero prorogati. L'articolo 34 duodecies del decreto legge 179/2012, richiamando l'articolo 1,18 del decreto legge numero 194/2009, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009, data di entrata in vigore del decreto legge 194/2009, in scadenza entro il 31 dicembre 2015. A seguito delle disposizioni sopra richiamate, con deliberazione del commissario straordinario nelle funzioni del Consiglio Comunale numero 31 26 maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante parziale del piano degli interventi vigente ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2004 sulle modifiche e integrazioni, modifiche parziali degli articoli 12 e 21 dell'NTA del PPA. Il Comune di Caore ha adottato il piano di assetto del territorio, approvato in conferenza di servizi decisoria in data 11 novembre 2013, ratificato con deliberazione di giunta provinciale numero 6 del 17 gennaio 2014, pubblicata nel BUR numero 21 febbraio 2014 ed è oggi vigente. Ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11/2004, il vigente piano regolatore generale ha assunto il valore del piano degli interventi per la parte compatibile con le parti, preso atto che le previsioni dell'originale piano particolarizzato degli arenili, come oggi vigente, non appaiono attuabili nei termini temporali previsti. Vista la richiesta da parte degli operatori del settore, ovvero dell'Associazione Chioschisti e Stabilimenti Balneari degli Arenili di Caore e del Consorzio per lo sviluppo e la gestione degli arenili della Marina di Caore, SCAR, pervenuta a mezzo PEC, il 30 novembre 2017 al protocollo 37.256, richiedenti la proroga dei termini per l'articolo 12,1 dell'NTA del PPA, ciò alla luce del fatto che risulta essere in discussione un disegno di legge statale che potrebbe incidere sensibilmente sulla normativa nazionale di riferimento,
Considerato che con delibera di Consiglio Comunale numero 12 del 16 febbraio 2018 questa amministrazione ha adottato variante parziale al piano degli interventi vigenti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2004 e sulle modifiche, integrazioni e modifiche parziali all'articolo 12 dell'NTA del PPA, con la quale si prevede il differimento dei tempi entro i quali i soggetti concessionari potranno elaborare e presentare le loro proposte progettuali, ovvero posticipando i tempi di quell'articolo 12,1 dal 31 marzo 2018 al 31 dicembre 2020 in sintonia con le previsioni del piano particolarizzato degli Arenili, allineando i tempi con quelli dell'articolo 21 del piano. Visti gli elaborati di variante legati agli uffici comunali allegati alla delibera di adozione costituiti da relazione tecnica e testo allineato dell'NTA al PPA, dove si prevede di modificare il termine di attuazione previsto all'articolo 12,1 come di seguito riportato articolo 12,1. I progetti esecutivi per l'attuazione di comparti dovranno essere presentati al Comune degli eventi titolo entro il 31 dicembre 2020. Rilevato che la suddetta variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso l'ufficio urbanistica del Comune di Caore per 30 giorni a decorrere dal 21 febbraio 2018, nei 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni, visto il parere favorevole reso dalla direzione operativa della Regione Veneto ai sensi della delibera di Giunta regionale del Veneto numero 2948 del 2009, parere del 9 marzo 2018, protocollo 91065, qui pervenuto il 9 marzo 2018 e acquisito il protocollo del Comune di Caore numero 8835, qui allegato. Dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consigliare in data 17 maggio 2018, si chiede di dare atto che durante il periodo di deposito e successivo non sono pervenute osservazioni della variante in oggetto, di approvare la variante parziale all'NTA del PPA ai sensi della legge regionale 11/2004 articolo 18, che costituisce variante parziale numero 9 al piano degli interventi vigente, consistente nelle modifiche al comma 1 dell'articolo 12 come meglio illustrate negli elaborati di variante, relazione tecnica e testo allineato dell'NTA al PPA allegati alla delibera di adozione e depositate agli atti dell'ufficio urbanistica del Comune di Caore. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale del Veneto 11/2004 che la variante approvata acquistarà efficacia trascorsi 15 giorni dopo la sua pubblicazione nell'atto pretorio online del Comune, parere gli adempimenti di quell'articolo 11 bis della legge regionale 11/2004. Grazie signor Sindaco, ci sono interventi. Capogruppo Miolo. Grazie Presidente. Sì, giusto per cercare di avere, se ne ha cognizione, insomma, qualche notizia o che impressioni abbia il Sindaco sul stato della proposta di legge a livello nazionale. Nel senso, non nascondiamo fin da subito la nostra intenzione di voto, quella di appoggiare cioè questa delibera, perché va nella direzione di cercare di come dire, sostenere gli operatori del settore e quindi cercare di dargli più tempo, più spazio. Certo che per questi intenti che non so, quella proposta di legge cui faceva riferimento in premessa è ancora, come dire, sì, possa ancora costituire una premessa, ecco, al deliberato così forte come ha letto oppure no, solo a titolo interlocutorio. Grazie. Grazie, consigliere Capogruppo Miolo. Con la parola al signor Sindaco per la risposta. Devo dire che ha avuto il rilievo, nel senso che prima dello scioglimento delle Camere della precedente legislatura, la Camera dei Deputati aveva approvato un disegno di legge che prevedeva sostanzialmente un testo di legge delega. Prevedeva che entro, se non ricordo male, 6 mesi il governo, l'allora governo precedente, avrebbe dovuto porre in essere una serie di decreti attuativi di cui la legge delega dava delle indicazioni, ovviamente è una legge delega, quindi dà delle indicazioni generiche per cercare di ovviare alle conseguenze che avrebbero più nefaste dell'applicazione della direttiva Bolkestein dell'Unione Europea. Se non che il testo è stato approvato da un ramo del Parlamento, ma il Senato della Repubblica non ha fatto tempo a dare l'approvazione
l'approvazione, o forse era l'inverso, è stato approvato al Senato ma doveva finire alla Camera, comunque è stato approvato da uno dei due rami del Parlamento, l'altro ramo non ha potuto approvare perché nel frattempo il Presidente della Repubblica ha sciolto il Parlamento e quindi conseguentemente quel disegno di legge non ha avuto questa approvazione. In ogni caso ritengo, conoscendo un po' quelli che sono i tempi degli iter legislativi di attuazione, che quando anche il tempo che il legislatore delegante dava al legislatore delegato di porre in essere i decreti attuativi, in ogni caso non credo che saremo arrivati in tempo utile entro la scadenza del 31 dicembre 2020 per poter in qualche modo avere una fonte normativa italiana che potesse incidere in qualche modo sulla direttiva Bolkestein, che ricordiamo tutti, insomma, obbliga le amministrazioni a mettere a gara tutti quelli che sono per noi le nostre spiagge, tanto per essere di stretto riferimento. In ogni caso ritengo, e qui l'argomento legislativo e giuridico, che anche se il Parlamento delegante delegava al governo l'attuazione, la legge delega sarebbe stata in ogni caso oggetto di infrazione da parte dell'Unione Europea, come sono stati praticamente tutti i provvedimenti italiani, tutte le leggi italiane, che in qualche modo hanno tenuto di far venire meno il contenuto, di dare una diversa soluzione del contenuto della direttiva Bolkestein, per cui in ogni caso sarebbe stato censurato, ma questo avrebbe comunque un po' rasserenato i nostri operatori, le amministrazioni territoriali, perché in qualche modo si aveva comunque una piccola normativa per poter dire non metto a gara le concessioni che vanno tutte a scadere il 31 dicembre 2020 nel 31 dicembre 2020 o che sono già scadute e non sono ancora state messe a gara. Nel frattempo è successo anche che però è stato approvato da parte dell'organo anche un decreto legislativo